Il Museo del Vino a Verona potrebbe diventare presto realtà. Della fattibilità del progetto, che potrebbe vedere il sorgere negli spazi delle gallerie mercatali dell'ex mercato ortofrutticolo davanti alla fiera, si è discusso questa mattina in Gran Guardia, dove è stata illustrata anche la legge regionale per l'istituzione degli ecomusei del vino in Veneto e le caratteristiche della struttura museale che si intende aprire proprio nella nostra città. L'idea di uno spazio espositivo contrassegnato da un percorso esperienziale sul vino è venuta al consigliere regionale Enrico Corsi, che iniziò a pensarci seriamente in seguito a un suo viaggio in Scozia. Sì, da lì nacque questa idea, poi fu approfondita in una visita a Bordeaux e mi domandai allora perché Verona non può diventare veramente la capitale enologica del mondo. Abbiamo il vino, è una grande risorsa sia economica, enogastronomica ma anche turistica. Realizzare il Museo del Vino a Verona vuol dire veramente portare centinaia e migliaia di visitatori di altissimo livello e far conoscere i nostri prodotti e di fatto un Vinitaly aperto 365 giorni all'anno, una grande risorsa per la nostra città. Un progetto ambizioso che mira a promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio veneto e a incoronare la città scaligera capitale enologica d'Italia ed Europa, ma non solo, e che gode del supporto, oltre che di Regione, Provincia e Comune di Verona, anche del Ministero delle Politiche Agricole. Assolutamente sì, Verona è la capitale del vino in Italia e di conseguenza il Ministero non può non esserci in un progetto di questo tipo che ci permetterà di parlare di vino 365 giorni all'anno ed essere anche uno dei punti più importanti per quanto riguarda tutta la partita sull'enoturismo. Un'idea che potrebbe vedere la sua concretizzazione entro un paio d'anni, con un costo complessivo che si aggirerebbe attorno ai 20 milioni di euro. Allora, l'area su cui insiste le ex gallerie mercatali sono circa 20.000 metri quadrati. Lo sviluppo del progetto, ottimizzando tutti gli spazi presenti all'interno delle due gallerie, quindi diciamo non solo le due gallerie ma anche tutti gli spazi che sono posti a est e a ovest, si arriva a circa 20.000 metri quadrati di spazi calpestabili dove saranno distribuite tutte le varie funzioni che abbiamo previsto all'interno del percorso museale. Ci saranno dei veri e propri percorsi esperienziali suddivisi per tematiche. E quindi dal percorso esperienziale agli spazi per i vini italiani, spazi per i vini europei, spazi di formazione, start-up, co-working, un'area digitale, spazi per eventi, cioè molte aree sono già state individuate, ovviamente essendo un concept zero è suscettibile di modifiche eccetera. Lo studio più importante è stato quello di cogliere quelli che erano i percorsi che si potevano muovere, dove la gente possa muoversi all'interno per le varie funzioni. Essendo la struttura una struttura esistente e su cui non si può fare nessun intervento di demolizione, abbiamo dovuto fare uno studio proprio per ottimizzare meglio questo. Una sorta di anteprima, anche se di dimensioni ridotte e in via del tutto temporanea, fu il padiglione di Verona Fiere dedicato al vino ad Expo 2015. Verona Fiere che è coinvolta nel progetto del Museo del Vino anche come proprietaria dei terreni in cui sorgerà l'opera. Sì, nel 2015 Verona Fiere con il brand Vinitaly ha organizzato il padiglione del vino, il primo padiglione dedicato al mondo del vino nell'Expo. È stato visitato da più di 2 milioni di persone, ha avuto un successo internazionale e sicuramente potrebbe essere una preview di quello che potrà diventare il Museo del Vino alle gallerie mercatali.